qualche modo, e ci sarà un momento in cui Dio permetterà che quella situazione tu possa avere quella persona nelle tue mani e potergli fare del male e far finire tutte le tue sofferenze. Ma noi dobbiamo avere la mente ripiena della parola di Dio, perché ti dico una cosa, la persecuzione forma il carattere. Sai che cosa succede? Quando Dio ci promette che noi saremo come figli di re, saremo seduti sul suo trono, noi dobbiamo fare un percorso di formazione del nostro carattere. La formazione del nostro carattere avviene attraverso la sofferenza e questo non può esimere, nessuno si può esimere da questo. Davide doveva sedersi sul trono del re, doveva imparare a dare giudizi equilibrati, doveva imparare a perdonare e Saul lo tormentava giorno dopo giorno, ora dopo ora, mese dopo mese, per anni ha tormentato Davide, ma Davide aveva imparato a capire che cos'era il perdono. Il perdono è la cosa più difficile da fare, ok? Sai perché? Perché il tormento che ti dà una persona quando ti insidia, quando comincia a ferire il tuo carattere, quando comincia a ferire la tua persona, ti riporta violentemente all'oggi e non ti fa vedere la prospettiva futura. La cosa che tu cominci a pensare è: quando finirà tutto questo? Il Signore dice: calma, perché attraverso questa sofferenza io voglio formare il tuo carattere. Noi dobbiamo giungere a regnare, cari miei. Sapete che un giorno, dice la parola di Dio, chi vince, in Apocalisse capitolo 3, io lo farò sedere sul trono del Padre mio, come anch'io mi sono seduto sul trono del Padre mio nel cielo. Noi dovremo regnare insieme a Cristo. Noi dovremo sederci su un trono del giudizio, dovremo amministrare le cose del cielo e per fare questo Dio ci sta preparando oggi attraverso delle sofferenze e, come torno a ripetere, a volte queste sofferenze si incarnano in una persona. Impara a farti modellare dal Signore nel tuo carattere, perché quando noi abbiamo un carattere modellato noi riusciamo a affrontare la vita in un modo completamente diverso. Davide doveva avere una mente ripiena di Dio e così fu. Non ascoltò la voce dell'inferno, non ascoltò la voce di Satana, ma ascoltò la voce del Signore. Il Signore mi sta formando per il mio ministero. Tu stai per essere formato dal Signore. Pastore, io ancora non ho il mio persecutore. Ti posso assicurare che prima o poi arriva, ok? Abbi la mente ripiena di Cristo, abbi la mente ripiena della parola di Dio, perché quando tu sarai formato sarai pronto per condividere le benedizioni del trono del Signore. Secondo punto che voglio condividere con te: l'unto del Signore non si tocca. Guarda che cosa dice Davide qua: mi guardi il Signore dall'agire contro il mio re, che è l'unto del Signore, e dal mettere le mani addosso, poiché egli è l'unto del Signore. Allora sta attento, nell'antichità venivano unte 3 persone, era questo rito dell'unzione, veniva fatto per 3 incarichi particolari nell'antichità. Il primo era per i re, ok? Il secondo era per i sommi sacerdoti, il terzo era per i profeti. I profeti, i sommo sacerdoti e i re venivano unti, ossia arrivava l'autorità spirituale stabilita in quell'epoca. Per esempio Samuele, che era il sommo sacerdote, ha unto Davide re, ok? Versava proprio dell'olio sulla testa di questa persona che era incaricata in questo ministero, e questa persona cominciava il suo ministero benedetta dal Signore. Unzione significa presenza dello Spirito Santo di Dio. La parola di Dio dice che quando noi ci convertiamo la unzione di Cristo è sopra di noi. Ma la cosa interessante è che vuol dire che noi non è che essendo unti non disobbediamo mai, assolutamente. Purtroppo disobbediamo, anche se siamo unti del Signore. E Saul ne aveva combinate di cotte e di crude. Era arrivato perfino al punto, la vita di Saul è stata un disastro. Gente, aveva preso il posto del sommo sacerdote, poi aveva consultato un medium. Questa è la storia di Saul. Aveva consultato un medium perché non riusciva più ad ascoltare la voce del Signore. Infine, alla fine della sua vita, in una battaglia si suicida
perché i nemici lo circondavano e lui non voleva essere ucciso da un suo nemico. Questa è stata la vita di Saulo. Lui era un re disobbediente, ma non aveva perso l'unzione, perché a chi spettava togliere l'unzione? Al Signore. E Davide ripete per 3 volte in questo testo di Prima Samuele: l'unto del Signore non si tocca. Ascoltami, adesso voglio che tu alzi la mano, ok? Io spero che tu la alzi. Tu vuoi essere benedetto dal Signore, delle benedizioni che sono promesse nella sua parola? Rispetta le autorità che Dio ha stabilito sopra di te. Davide è arrivato a regnare perché ha rispettato l'autorità che Dio aveva messo sopra di lui. Non parlare male dell'autorità che Dio sta sopra di te, perché l'autorità massima e chi stabilisce l'autorità sopra di noi è il Signore. E se tu tocchi nella vita di un'autorità, tu tocchi il trono di Dio. È così che funziona, cari miei. Nella tua famiglia ci sono autorità, non toccare l'autorità familiare. Nella tua scuola ci sono autorità, non toccare l'autorità della tua scuola. Nella tua chiesa ci sono autorità, non toccare le autorità che sono nella tua chiesa. Onora le tue autorità. Non parlare male delle autorità. Prega per la tua autorità. Sostieni le tue autorità, incoraggia le tue autorità. È così che funziona nella parola di Dio. Anche se le autorità sbagliano tutto, non sta a te togliere la vita, togliere il mantello. Allora, tu sai che cosa interessante che ha fatto Davide, no? Dice qua la parola di Dio che lui ha strappato un pezzo del mantello, ok? Con il coltello. Invece di uccidere Saulo ha strappato un pezzo del mantello, ma dopo dice che il cuore gli è battuto forte. Sai perché? Perché il mantello è una simbologia molto interessante nell'Antico Testamento. Il mantello è simbologia di autorità e potere, ok? Allora, quando Elia, il profeta nazionale, ha passato il ministero a Eliseo, se tu vai nell'Antico Testamento c'è un gesto molto interessante. Lui prende il suo mantello e lo getta sulle spalle di Eliseo, come per dire: la mia autorità passa sopra di te. Ed è questo che Davide ha fatto. Dopo il cuore gli è battuto forte, dice la parola di Dio. Perché? Non dobbiamo strappare il mantello delle autorità, non dobbiamo toccare nella posizione dell'autorità che Dio ha stabilito sopra di noi. Stai attento a fare questo. Stai attento a fare questo. Se tu vuoi le benedizioni di Dio, se tu vuoi arrivare a regnare con Cristo, se tu vuoi tutto quello che Dio ha promesso per te, rispetta l'autorità che Dio ha messo sopra di te. E c'è un motivo in più che ti dico stasera. Un giorno tu sarai un'autorità stabilita, perché tu sarai mamma, tu sarai papà, tu sarai un insegnante, tu sarai un capoturno di un lavoro. In qualche modo Dio ti metterà in una posizione di autorità, qualsiasi essa sia, e tu vorrai che le persone ti rispettano e tu vorrai che le persone ti sostengano. Ed è per questo che dobbiamo imparare oggi a rispettare l'autorità. Davide era un uomo che sapeva che cosa voleva dire autorità. Ti racconto un episodio della vita di Davide. Ti ricordi quando Davide ha adulterato e quando Davide ha fatto uccidere quella suo ufficiale per prendersi Betseba? Ti ricordi questo episodio scritto nella parola di Dio? È interessante che Dio, quando ha mandato il profeta da lui, no? Lui ha cominciato a digiunare perché ha capito che aveva peccato, e quando il bambino di cui Betseba era incinta è morto, che cosa fa Davide? Davide si alza, si lava, si unge, comincia a mangiare dopo un lungo digiuno, e il profeta dice: ma Davide, ma cosa stai facendo? Prima tu digiunavi, pregavi, ti disperavi, e adesso che il bambino è morto tu ti sei unto, cominci a mangiare e riprendi la tua vita di prima? Sai che cosa lui risponde? Dice: il Signore ha deciso, io andrò da lui, ma lui non tornerà da me. L'autorità mia suprema, il Signore ha deciso questo e io rispetto la sua autorità. Ascolta, ti faccio un altro esempio in modo che tu possa capire bene. Gesù era l'autorità suprema dell'universo, sì o no? Sì o no? Ok. Che cosa Gesù ha fatto quando il Sinedrio, quei 70 anziani, hanno deciso di mandarlo in croce? Gesù ha rispettato la loro
decisione, la loro autorità. Lui che era il Dio fatto carne. Stai capendo quello che ti sto dicendo? Tu vuoi una vita di pace, tu vuoi una vita piena di benedizioni. Sappi che cosa significa la parola autorità. Autorità significa diritto. Ci sono persone che hanno il diritto sulla nostra vita e noi dobbiamo lasciargli il diritto di decidere per noi, anche quando le autorità sono completamente sbagliate. Prega per la tua autorità, sostieni la tua autorità. L'unto del Signore non si tocca. Se lui avesse toccato l'unto del Signore poteva farlo, ma sarebbe successo qualcosa di veramente disastroso nella vita. Il suo regnato non sarebbe stato la stessa cosa. Terzo punto che voglio condividere con te, se possiamo cambiare la slide, ecco qua. Il Signore sia giudice fra me e te, e il Signore mi vendichi di te, ma io non ti metterò le mani addosso. C'è qualcuno qua, in modo molto sincero, ok? Che ha mai provato risentimento e amarezza verso qualcuno? Alzi la mano. Risentimento e amarezza. Ce l'ho con te perché me l'hai fatta troppo grossa. Questa volta non posso perdonarti. Il risentimento, l'amarezza e il desiderio di vendetta si fissano sui momenti brutti della vita e ci riportano al presente e non ci fanno vedere le prospettive del futuro. Attenzione, sembra che la parola di Dio ci insegna a perdonare e noi abbiamo un'idea molto sbagliata di che cos'è il vero perdono, ok? Il vero perdono a volte nella nostra mente, non nella parola di Dio, nella nostra mente è lascia perdere. Lascia perdere. Secondo te questo è perdono? Secondo te questo è perdono? Lascia perdere. Ossia è come se Dio dicesse non vali molto, lascia stare, lascia che Lui faccia, tanto tu vali veramente poco. Questo non è l'idea di perdono. Perdono, un altro modo di pensare al perdono è metti nello scaffale, ossia cerca di dimenticare. Sai una cosa, ti racconto un episodio che è successo nella mia città diversi anni fa. Allora, c'era un vecchietto che aveva fatto la seconda guerra mondiale, ok? E lui abitava nella mia città, io conoscevo questo vecchietto. E lui era stato perseguitato da un soldato tedesco, ok? Per 60 anni questo vecchietto ha tenuto dentro di sé un'amarezza talmente grande che dopo 60 anni, sai che cosa è successo? Questo uomo qua, questo soldato tedesco, che era un ex SS, si è presentato in modo anonimo nella nostra città, lui l'ha riconosciuto e dopo 60 anni lo ha ucciso. Sai perché? Perché dentro di lui perdonare non era mettere nello scaffale. 60 anni erano passati, ma sai una cosa, se tu ti avvii sulla strada della vendetta, prepara 2 bare, una per il tuo nemico e una per la tua anima, perché la tua anima morirà. E Davide aveva ben capito questo principio. Dio è il mio giudice. Sai che cosa noi dobbiamo fare per perdonare? Dobbiamo dire, il Signore sarà colui che farà la sua giustizia, è Lui il mio giudice, non tu. Tu puoi farmi male quanto vuoi, puoi togliermi la dignità, puoi togliermi una vita di pace, ma la fede non me la toglie nessuno perché il mio Signore vive. Tu sei convinto che il tuo Signore vive? Quando tu soffri, metti la tua sofferenza nelle mani di Cristo. Dio è il tuo giudice. Lui farà giustizia. Prima o poi la farà e in modo molto migliore del nostro. Ultimo punto che voglio condividere con te questa sera. Conquista un futuro luminoso. Ora, guarda che cosa dice Saul. Ecco, io so che tu diventerai re, che il regno di Israele rimarrà stabile nelle tue mani. Perfino i nostri nemici, quando noi ci comportiamo secondo la volontà di Dio, sono costretti a riconoscere che noi siamo benedetti dal Signore. Ok, io gli ho fatto di tutto, questo qua non ha reagito, ha continuato a perdonare, ha continuato a trattarmi bene, ha continuato a rispondermi con voce calma, ha continuato a dirmi
delle cose che io veramente non mi aspettavo. Quel nemico prima o poi riconoscerà che tu sei un uomo o una donna benedetta dal Signore. È la parola di Dio che ce lo dice. Saulo ha guardato Davide e ha detto: il regno rimarrà stabile nelle tue mani, il tuo futuro è assicurato. Perfino i nemici sono costretti a riconoscere questo. Quando Saulo ha visto e sentito la voce di Davide, ha riconosciuto la sua giustizia, il suo amore per Dio e il fatto che Dio aveva scelto lui per regnare al suo posto. Guarda che cosa che ha dovuto ingoiare Saulo, ok? Saulo era re, sì, e ha detto: sarà Davide a regnare e io sono sicuro che lui farà un buon lavoro. Cari miei, il futuro è radioso per chi lo vuole conquistare. Uno strumento privilegiato per formare Davide fu proprio Saul. I torti ripetuti, continui, ci fanno perdere la prospettiva di ciò per cui stiamo lottando. Ci riportano al presente e a volte ci fanno desiderare soltanto che quella cosa termini. Basta perché non ne possiamo più di soffrire, ma Dio ci sta preparando un futuro luminoso. Per sedere sul trono Davide doveva avere un carattere formato. Perché tu ti possa sedere sul trono che Dio ha preparato per te, devi avere un carattere formato dalla sofferenza, che è una componente fondamentale della nostra formazione e della nostra maturazione. Io so che la sofferenza non è una cosa che piace a nessuno, ok? Neanche Gesù piaceva la sofferenza. Ti ricordi quando lui nel giardino del Getsemani ha detto: Padre, se può passi da me questo calice, ma non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Io so che un giorno arriverà, Signore, perché questo a me? Però io so che tu stai lavorando nella mia vita per formare il mio carattere, perché io sia una persona stabile, perché io possa veramente regnare insieme a te. Carissimi, Paolo dice una cosa molto interessante in una sua lettera. Dice: se noi abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita, siamo i più miseri di tutti gli uomini. Noi ci stiamo preparando per una eternità, noi ci stiamo preparando per una realtà completamente diversa da questa. Noi, dopo le nostre lauree non conteranno più, i nostri diplomi non conteranno più, i nostri conti in banca non conteranno più, la nostra salute non conterà più, perché saremo in un'altra dimensione, in un'altra creazione, in un'altra realtà, e io non voglio essere l'ultimo degli ultimi. Io voglio avere la mia villetta con la piscina privata, il rubinetto d'oro e la doccia con la musica, ok? Io sto scherzando, ma là noi regneremo, cari miei. E là noi avremo degli impegni veramente di amministrazione del regno di Dio, ma dobbiamo essere pronti per quella realtà. Posso dirti una cosa bruttissima adesso: tutto quello che tu stai facendo in vita non conta nulla, ok? Non conta nulla, se non perché sia fatto per la gloria di Dio. Se è fatto per la gloria di Dio e per la preparazione di quello che sarà dopo la nostra vita, perché tu sai che noi moriremo, no? C'era un film una volta, un film di Roberto Benigni e di un altro attore. Lui passa per la strada e uno gli dice: ma tu sai che devi morire? E il tipo dice: ok, adesso me lo segno, ok? Segnati che un giorno anche tu dovrai morire. Ma per chi crede in Cristo e perché si prepara all'eternità, noi non moriremo mai. Saremo solamente pronti per andare a amministrare i beni di Dio. Ok? Vuoi essere preparato? Sì? Io so che un giorno arriverà questa sofferenza, ma questa sofferenza servirà a formarti per l'eternità. Ok? Preghiamo insieme. E mentre tu chiudi i tuoi occhi, pensa alla tua vita. Forse fino adesso è stata una vita molto semplice o molto complicata, io non lo so.
e dentro di te stai vivendo questa battaglia, no? Stai dicendo: Signore, ma dove sono tutte le benedizioni? Dove sono tutte quelle situazioni che tu hai promesso nella tua parola? Perché io ci sto credendo, ma qua sembra che tutto vada al contrario. Se è una questione di peccato, basta mollare il peccato e le benedizioni di Dio cominceranno ad arrivare. Comincerai a vivere una vita abbondante. Ma se non è una questione di peccato, è una questione che Dio ti sta preparando per qualcosa di più grande, di molto più grande. Ha un'amministrazione del regno, e per essere degli amministratori di Dio noi dobbiamo essere profondamente in comunione con Dio. Gesù è qua in mezzo a noi, ok? E Lui ti sta dicendo: abbi una mente ripiena di Cristo, molla quel peccato, molla quella voce che viene dall'inferno, come è stato con Davide, e ascolta la mia voce. La parola di Dio dice che le pecore del Signore conoscono la sua voce, ma soprattutto che il Signore conosce le sue pecore. Lui ti conosce, Lui ci conosce nella profondità e sa che in questo momento tu forse devi consegnare a Cristo qualcosa di più della tua vita e lasciare che Cristo guarisca la tua ferita, lasciare che Cristo riempia la tua mente. Non permettere questa sera di uscire da questa sala senza vedere il tuo futuro in prospettiva. Forse ti stai dicendo nella tua mente: Signore, ma quando finirà questo passaggio? Io non lo so quando finirà, ma so una cosa, che Cristo è con te. Cristo è al tuo fianco e Lui vuole che tu abbia una vita abbondante. Io sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza. Noi dobbiamo imitare i grandi della fede. Davide è un nostro esempio. Forse tu sei nel fondo della caverna, stai scappando dalla vita reale e il Signore dice: continua a pensare alle cose di Dio, occupati del regno di Dio e tutto il resto ti sarà aggiunto. Nostro Dio, nostro Padre, in questo momento io ti chiedo che tutti noi, Signore, possiamo rivalutare la nostra posizione davanti a te. Padre Santo, io voglio consegnarti le mie sofferenze, le mie difficoltà, come le sofferenze dei miei fratelli e delle mie sorelle, e aiutaci, Signore, a vederle in prospettiva di un futuro luminoso. Stiamo per essere preparati per qualcosa di più grande. Benedici, Signore, le nostre vite, benedici le nostre famiglie, le nostre case e aiutaci a camminare fianco a fianco a te, fino a che, Signore, tu ci chiamerai nell'eternità. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Alziamoci in piedi, passiamo al nostro momento di 10 offerte e offriamo questo momento al Signore. Cantiamo. Spirito
Padre, grazie per questa lode, grazie per questa parola che abbiamo ricevuto adesso dal Pastore, Padre. Ti ringraziamo per tutto, per l'inizio della nostra vita, nel tuo nome. Amen. Potete sedervi. Provo. Ok, allora ancora qualche secondo, qualche minuto, qualche ora per i nostri annunci, che in verità ce ne sono davvero davvero pochi di vostro interesse, a parte sempre le nostre chiamate ai ministeri. Indovinate molto bene cosa c'è a luglio? Campeggio. Com'è che si chiama questo campeggio? Prayer Camp. Manca 5 settimane, sto sbagliando qualche conto, 5-6 settimane. Insomma, il morale della favola: iscrivetevi. Chi non si è ancora iscritto, iscrivetevi. No, ma io quest'anno agli esami non so se alla seconda settimana di luglio avrò l'orale. Fidati, se ce l'avrai lunedì, perciò iscriviti, ok? Mi raccomando ragazzi, è di vitale importanza perché i posti naturalmente sono limitati. Ok, abbiamo non solo i giovani di questa chiesa, non solo gli adolescenti di questa chiesa, ma abbiamo gli adolescenti di altre comunità, di altre chiese, persone che avete già conosciuto un paio di anni fa, persone nuove che si sono già iscritte perché sono brave persone e io le apprezzo. Quindi mi raccomando, iscrivetevi. Caparra da 50 euro da versare. Per qualsiasi dubbio potete sempre parlare con Pastor Sandro. Se non sapete bene se l'età, se la possibilità, se i giorni, parlate con Pastor Sandro. Ok? Campeggio a luglio, fin qua ci siamo, lo ripetiamo quasi ogni fine settimana, credo che ormai ci siete, vero? Ho ricevuto un sì, ok. Per invece quelli che non hanno l'età sufficiente, tranquilli, abbiamo un campeggio a giugno, quello dei bambini, molto velocemente, stessa questione di prima. Stavolta però parlate con Cecilia, ok? Per l'età, per la possibilità, per il posto, per le date, parlate con Cecilia a fine giugno, iscrivetevi il prima possibile, ok? Per le coppie, che oggi qui non ne abbiamo nessuna, per le coppie adulte abbiamo il nostro incontro delle coppie che sarà un sabato qui dopo il culto dei giovani, perciò potete anche già direttamente venire per le 7. Io non vi caccio fuori. Se il pastore vi vuole cacciare fuori è un altro discorso, io non vi caccio fuori, ok? Perciò il 18 maggio alle ore 20 inizia, potete venire alle 17 e basta. Mi sto dimenticando di qualcosa? No? Salutiamo con il cuore Pastor Caio che è tornato dal Brasile, il suo viaggio è andato tutto bene, l'ho visto sano, salvo, in piedi, perciò suppongo che stia bene, speriamo. Se avete dubbi li potete sempre mandare un messaggino, ok? Poi abbiamo non questa domenica, ma qual è la seconda domenica? Questa è la seconda domenica del mese, che tra parentesi, festa della mamma, per chi non se lo ricordasse, mi raccomando, messaggino alle mamme, ok? Che abbiamo la nostra raccolta di beni in prima necessità, per qualsiasi domanda su che beni, su quando darli, eccetera, potete parlare con Isabella, se può alzare la manina, perfetto. Abbiamo il nostro incontro di preghiera che inizia dai giovani, parte dai giovani, ma è rivolto a tutta la Chiesa, l'ultimo giovedì di questo mese, che in questo momento non mi ricordo il numero esatto, comunque l'ultimo giovedì di questo mese, ok, qui presenziale a Treviso, in questa chiesa, alle ore 8. Non mi ha dato messaggino a Maggie perché Maggie è via purtroppo, però se chiedete ai giovani troverete di sicuro qualche informazione extra, sono tutti caldamente invitati. Basta, perfetto. Allora per concludere, per andare nei nostri piccoli gruppi, che vi invito a farlo subito dopo aver sistemato le sedie, mi raccomando, vi chiedo di alzarvi in piedi per chiudere il nostro culto con una preghiera finale. Ti ringraziamo, Padre, per questa giornata che ci hai dato, questa possibilità che abbiamo di riunirci insieme, nonostante le nostre difficoltà, nonostante le nostre avversità, i nostri nemici. Ti ringraziamo, Padre, per il messaggio, la lode, per tutto quello che abbiamo a disposizione qui come Chiesa, e ti prego, Padre, di benedire sempre questa Chiesa, le sue comunità, tutta la vita di questi ragazzi, in modo che possano continuare a servirti, possano continuare a camminare con te. Tutto questo noi ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Buon sabato, ci vediamo.